Sono 2 ore e 10 ormai che cammino di notte sotto la luna, che la vedete qua alle mie spalle. Sono quasi arrivato a Passo di Valbona, se non sbaglio si chiami, e ho trovato uno spot veramente bellissimo con questo dente gigantesco in questo anfiteatro, veramente bellissimo da vedere. Non vedo l'ora di fare 2 giornate anche durante l'alba, quando tornerò giù in ora d'oro, che sono sicuro che sarà magnifico da vedere. Intanto vi lascio questo scatto in notturna. Tempo di arrivare giù e in teoria il sole dovrebbe arrivare sul dente che vi ho fatto vedere stanotte. E lì 2 riprese dovrebbero essere abbastanza interessanti e forse anche un paio di scatti, dai. Vediamo quando arrivo giù.
Bene, riassumendo adesso questa uscita, è stato molto molto figa la zona, molto molto bella, peccato per l'alba che è stata un po' afosa, è sporca, non era come quella che volevo io. Un po' mi ha rognato a fare tutti questi chilometri qua e questo dislivello, mi ha un po' rognato sinceramente non beccare la situazione giusta, però sono comunque contento delle riprese video. Adesso qua mi sono portato dietro un po' di melone, speck, fiesta e quel che basta per fare colazione e dopo dovrò andare a fare la spesa. E noi ci vediamo all'uscita in campanile in Val Montanaia. Molto molto bello Campanile del Val Montanaia, non c'ero mai stato. Peccato solo che le condizioni dell'alba sono un po' troppo normali per i miei standard, quindi mi sono dovuto accontentare del classico sorgere del sole senza nuvole di fuoco o quant'altro. Però conto di tornarci già quest'autunno o comunque a inverno inoltrato, con possibilmente il mare di nuvole. Bene, spero che vi sia piaciuto il video che avete appena visto, uscite semplici, diciamo, dal punto di vista fotografico, non ho trovato le condizioni UFO che mi aspettavo, però era quella settimana di agosto che era veramente tanto caldo e tanta affa, e quindi purtroppo le condizioni meteo non erano quel che erano. Adesso passiamo a questa storiella, ve la racconto un po' velocemente perché non voglio creare né dibattiti né quant'altro. Adesso la butto io sul ridere, però se vi dico tempo mezz'ora poteva finire molto seriamente la faccenda, quindi adesso la buttiamo sul ridere, dai. Avete visto, ho fatto il col nudo, mi sono fermato a mangiare in questo tavolino, nel mentre ho chiamato mia mamma al telefono, gli ho detto mamma sto bene, adesso vado a riposarmi al fiume, vado a fare la spesa, dopo vado a dormire a Rifugio Pordenone sotto nel parcheggio, torno in macchina e mi andrò a vedere l'alba, il giorno dopo, mi andrò a vedere l'alba sul campanile Val Montanaia e il tramonto, stessa giornata, in cima a Postegaie. Arrivo al parcheggio, mi ritrovo con questo mio amico, ci facciamo l'alba sul campanile, torniamo giù, mangiamo qualcosa. Doveva chiamare lui la compagna, ma lì in quella valle proprio non c'è campo. Da Cimolais fino a Rifugio Pordenone proprio non c'è campo, zero di niente. Quindi abbiamo pagato ovviamente il wifi del rifugio, ha dato un colpo di telefono alla sua compagna e lui, per fortuna che mi ha convinto a mandare almeno un messaggio su WhatsApp a mia mamma. Ho usato il suo telefono perché col wifi dovevi accedere solo con un telefono alla volta.
che tiravano un codice a parte. Boh, mando un messaggio a mia mamma con un telefono del mio amico. Voi non sapete quanta calma ho tenuto in quel momento, perché mia mamma mi ha inviato un audio che era imbestialita, ma imbestialita come non so cosa, perché aveva avviato già le chiamate al soccorso alpino, dato che non avevo fatto l'accesso WhatsApp da quasi un giorno e non caricavo né storie né stati. Di solito io carico almeno qualcosina, appena avere un'alba carico subito, no? E invece non avevo caricato niente. Lei aveva già chiamato il soccorso alpino di Belluno. Dopo la richiamo, mi risponde, sempre come una bestia, mi ha maledetto non so quante volte, e io con tutta la calma del mondo gli ho detto: mamma, io ti ho detto dove andavo, quindi adesso te la risolvi tu con il soccorso alpino. Io adesso sai che andrò a vedere il tramonto in cima a Postegaie, che dopo non ci sono andato perché aveva cominciato a diluviare. E boh, adesso te la risolvi tu col soccorso alpino. Sai che sono vivo, sai che sono in questa valle. Fine della storia. Boh, adesso sì, la butto un po' sul ridere, però comunque tempo mezz'ora, se non avessi risposto al telefono sarebbe partito l'elisoccorso con l'elicottero, no? A cercarmi. E per fortuna che questo mio amico mi ha convinto almeno a mandare un audio a mia mamma, no? Perché se no sarebbe stato, secondo me, una bruttissima figura, almeno da parte mia, nel mettere nel curriculum, farsi venire a cercare quando io sono lì a rifugio a bere una birra in santa pace. Sarebbe stato veramente una figuraccia. Però mettendosi dal punto di vista di mia mamma, conoscendo anche il soggetto che vado sempre da solo in montagna, non rispondo quasi mai al telefono, cioè mia mamma sa dove sono solo quando carico lo stato, perché così io penso, boh, l'ho caricato, sa che sono vivo e va bene, ma è un comportamento che devo cambiare assolutamente. Ovviamente ho sbagliato anch'io perché gliel'ho detto tramite chiamata, però adesso la buttiamo su ridere, si è risolta bene, non è successo niente, l'elisoccorso non è dovuto partire. Ho ringraziato quando ho richiamato dopo il soccorso alpino e li ringrazio anche adesso per il disturbo. E adesso la finiamo in modo divertente. Sono tornato a casa, dato che stava diluviando. Apro la porta, mia mamma all'inizio mi sorride, no? E dopo mi abbraccia, boh, vabbè, io le faccio così sulla testa a dire sì sì, va tutto bene, va tutto bene. Ah, mi appoggio per mettere giù la borsa del termos e gli zaini e lei tra di mezzo mi prende la testa e comincia a tirarmi per i capelli, dopo mi prende a sberle. E io mi stavo mettendo a ridere in quel momento. Lei, ma non sta a ridere su! E nel mentre c'era mio padre dall'altra parte che guardava e si metteva a ridere anche lui. Bene, spero che anche questa parte di video, questa storiella divertente che si è risolta bene, vi sia piaciuta. Noi ci vediamo alla prossima uscita, che sto già montando la video, dove farò un giro d'anello veramente spettacolare, tutto sul confine delle Alpi Carniche. Un anello che utilizza anche una via ferrata, la via senza confini, che parte da Passo di Montecroce, va sulla creta di Collinetta e dopo tutti i tratti in cresta dalla creta di Collina fino alla creta della Chianevate. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete sui canali social. Ci vediamo!